dopo 10 giorni d'agonia, il 37enne cadorino Michele De Donazeccone, membro del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, era precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo, si è spento all'ospedale di Treviso. Ed è morto in ospedale dopo alcune ore dal suo ricovero il 22enne di Rovolon, sui Colli Euganei, che si è schiantato in auto contro un muro a pochi metri da casa. Arrestata alle prime luci dell'alba una 54enne di Bassano coinvolta nella violenta rapina lo scorso settembre a madre e figlio a Marostica, titolari di un negozio di alimentari, è accusata di aver fatto da palo alla banda. Detenuto accompagnato all'ospedale di Venezia, spintona le guardie e riesce a scappare, ma viene ripreso poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria. Il sindacato di polizia penitenziaria all'attacco. Residenza fittizia a Cortina, 30 furbetti dell'IMU scoperti dalla Guardia di Finanza bellunese, che ha avviato la procedura di riscossione di 550.000 euro. Olimpiadi Milano-Cortina, alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale il Presidente della Repubblica visita gli atleti al villaggio olimpico. Stasera alla cena con i capi di Stato ci sarà Zaia, Stefani o altre incombenze. Università, inclusione futuro, Ca' Fosca riapre l'anno accademico con la protesta studentesca fuori dal Teatro Goldoni. Obiettivo dell'Ateneo, formare per anticipare il cambiamento. Beatrice Venezia a Trieste presenta il suo ultimo libro ed accenna con la stampa anche alla vicenda che da qualche mese la contrappone all'orchestra del teatro La Fenice. Qui dice si lavora in piena sintonia con l'orchestra. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È deceduto a seguito dei traumi riportati nella caduta dello scorso 24 gennaio il 37enne Michele De Donazeccone, membro del Soccorso Alpino del Cadore. Dopo una battaglia durata 12 giorni si è spento all'ospedale. Non ce l'ha fatta Michele De Donazeccone, l'alpinista e membro del Soccorso Alpino del Centro Cadore, che lo scorso 24 gennaio è precipitato per una decina di metri mentre assieme ad alcuni compagni di cordata stava scalando una cascata di ghiaccio tra Perarolo e Valle di Cadore. Il 37enne, originario di Vigo di Cadore, era stato recuperato in stato di incoscienza dai colleghi soccorritori accorsi sul posto e trasportato d'urgenza al reparto di terapia intensiva del Cafoncello di Treviso. Aveva subito un intervento chirurgico per tentare di ridurre il trauma cranico riportato nella caduta. Da allora non si è smesso di sperare nemmeno per un istante, con il fiato sospeso mentre l'uomo combatteva a cavallo tra la vita e la morte, ma nonostante gli sforzi dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare. A rendere nota la scomparsa dell'amico e compagno di scalate, noto in Cadore anche per la sua attività di spazzacamino, è lo stesso Soccorso Alpino e Speleologico Veneto in un post commosso su Facebook. Per sempre nel nostro cuore, si legge in chiosa le parole che confondono incredulità e indolore per la scomparsa in un abbraccio corale che si stringe alla sua famiglia, alla compagna e a tutta la comunità di Vigo di Cadore. E c'è un'altra comunità in lutto per un'altra giovane vita che si è spenta in montagna. Si tratta di Simone De Cilia, snowboarder travolto ieri da una valanga. Siamo andati a Tarvisio. Molto triste, molto funereo, molto brutto. Tarvisio è in lutto. Io vi posso innanzitutto raccontare che tutti conoscevano Simone, non c'era una persona in città che non lo conoscesse, ma nessuno se la sentiva di raccontarci un ricordo, perché appena vedevano noi con il microfono scoppiavano a piangere al solo pensiero di dover pensare a cosa dire. Questo è semplicemente un modo per raccontarvi la tristezza che si sta vivendo a Tarvisio. Una tragedia indescrivibile, quella che ha colpito la comunità tarvisiana nella serata di mercoledì 4 febbraio, e non ci sono parole per provare a raccontare il dolore che stanno provando i familiari e tutti gli amici che conoscevano Simone De Cilia, il ragazzo di 33 anni, tarvisiano doc, che ha perso la vita tra il Monte Lussari e il Monte Prasnica a quota 1600 metri, travolto da una valanga. Il rischio era alto, l'allerta valanghe era di grado 4, e cioè considerato forte, ma Simone quei posti li conosceva da sempre. Era il primo pomeriggio quando con alcuni amici era andato a sciare con il suo snowboard, alcuni video, alcune
alcune foto nel boschetto e poi il rumore della valanga che lo travolge. Gli amici se ne accorgono, lo tirano fuori, poi chiamano i soccorsi intorno alle 16:30. Ma a causa del meteo l'elicottero non può decollare, arrivano quindi con i mezzi da neve e lo rianimano a lungo. Simone è ancora vivo. In serata quindi parte la corsa disperata all'ospedale di Udine, dove purtroppo il suo cuore smette di battere a causa dei gravissimi traumi riportati. Dalle prime indiscrezioni sembra che ad essere stato fatale sia stato il violento impatto contro un albero. Adesso la Procura della Repubblica potrebbe disporre l'autopsia. Ma sicuramente io sto raccogliendo in questi istanti, in questi ultimi momenti, veramente una difficoltà enorme della comunità a vivere questa tragedia. Simone era molto conosciuto, era una persona stimata e ben voluta da tutti, e quindi c'è una comunità in lutto in questo momento e anche frastornata. Chiaramente non ci sono parole di fronte ad una vita venuta a mancare proprio nel momento proprio più bello in cui lui, diciamo, esprimeva al massimo la sua passione, il suo desiderio di vita. Chiaramente come uomo di fede vedo anche che tutto, diciamo, tutto di noi comunque avrà un senso più grande, anche se qua giù sulla terra chiaramente è difficile, ecco, da comprendere, perché il dolore umanamente c'è. Simone stava cercando qualcosa di grande, qualcosa di immenso, qualcosa per il quale stava spendendo la vita, questa forza della natura che lo attirava. Ed è morto in ospedale dopo alcune ore dal suo ricovero il 22enne di Rovolon sui Colli Ugani, che si è schiantato in auto contro un muro a pochi metri da casa. Troppo gravi le ferite riportate. È morto in ospedale il 22enne che si è schiantato con la sua auto a Rovolon in via Pozzetto, all'altezza dell'incrocio con via Frassanelle in direzione Bastia. La vittima è Marco Miotto e viveva in paese. Il ragazzo era stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dai medici del 118. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Teolo per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne, che da pochi mesi lavorava in un'azienda di Barbarano Vicentino, era alla guida di un Audi A6 Avant e sarebbe uscito di strada autonomamente, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di un'abitazione a poche centinaia di metri da casa sua. Sono stati i residenti, sentendo il forte boato, a dare l'allarme e allertare i soccorsi, ma anche un automobilista che seguiva la vettura del giovane e l'ha vista schiantarsi. Il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Padova in codice rosso, ma le sue condizioni erano parse fin da subito molto critiche e alcune ore dopo è spirato nel reparto di terapia intensiva. Al momento dell'incidente Marco Miotto era solo in auto. Tra le cause, probabilmente anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Ed ancora cronaca, dal Bassanese è stata arrestata una donna di 54 anni ritenuta il palo della banda responsabile della violenta rapina ad un negozio di alimentari a Marsan di Marostica. I titolari, madre e figlio, rimasero feriti. L'abbraccio tra madre e figlio alla notizia dell'arresto della 54enne che con due complici avrebbe agito quella terribile notte. Un abbraccio che scioglie almeno in parte la tensione di questi mesi, la paura vissuta nelle 2 ore in cui Laura Mercante e il figlio Francesco sono rimasti nelle mani dei rapinatori. Siamo a Marsan di Marostica, alle mie spalle il negozio di alimentari e panificio, teatro lo scorso 20 settembre di una brutale e violentissima rapina. Laura Mercante, dopo l'aggressione, era stata ricoverata all'ospedale in condizioni serie. Ora, per la prima volta, accetta di raccontare quello che hanno vissuto, la violenza, le percosse subite, quell'incubo che sembrava senza fine. Era a letto, mi si presenta uno con una spicetta qua, prende solo gli occhi fuori e vogliamo soldi. E pum, ma soldi, come posso darti se ti metti a battere? No, non posso darti soldi se ti vuoi copare.
I malviventi erano riusciti ad impossessarsi di 60.000 euro in contanti, i risparmi, frutto di tanto lavoro, spariti, a rimanere invece le ferite del corpo e dell'anima, il terrore che ti resta dentro. Impossibile per l'anziana donna pensare al perdono. Quella sera avevo una testa così e dai botti che avevo, mi era tutto sulla testa, tutto sulla testa, io rimega tutto, basta. Sentivo di mancare, però mi lascia levarmi fiore. No, che non dico mia che perdono, mi dico solo non vederli, che non arrivino qua ancora, ma no, perdono, la voglia. L'arresto della 54enne è scattato alle prime luci dell'alba. A tradirla la targa dell'auto ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza. Ora è ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma le indagini non sono chiuse, proseguono per arrivare ad identificare gli altri componenti della banda. Una domanda solo, perché tanta cattiveria? Sventa un furto ma viene colpito alla testa da un ladro in fuga, vigilantes ferito, è già tornato al lavoro, sentiamo. Solamente sentito un puntino come una puntura di ape, io nemmeno avevo immaginato di sanguinare. Se ne è accorto il collega quando è arrivato, che ha detto: Marco, guarda che stai sanguinando, e poi abbiamo constatato che aveva un taglio. Colpito alla testa, probabilmente con un pezzo appuntito di ceramica dura solitamente utilizzata per mandare in frantumi i vetri. Il ladro si è accorto dell'auto della guardia giurata Marco De Santis ed ha reagito colpendolo, poi è fuggito. Potrebbero essere 3 i malviventi che hanno fatto irruzione nel giardino di un'abitazione privata, ma sono stati scoperti da un particolare che non è passato inosservato al vigilante. Io dal primo controllo alla proprietà che noi vigiliamo mi sono accorto subito che delle telecamere non stavano rivolte verso l'abitazione, ma erano rivolte verso il giù praticamente, quindi ho capito subito che qualcosa non andava. Ecco, ho fatto la foto e l'ho inviata alla mia centrale operativa. È bastato poco alla centrale per capire che all'interno del giardino c'erano 2 individui. Mi sono accorta che ci sono passate queste 2 persone, questi 2 individui travisati, ok? Hanno scavalcato il cancello e da lì si sono arrampicati per spostare queste 2 telecamere, per prepararsi sicuramente, come per esperienza, alla via di fuga quando sarebbero entrati, per poter poi fuggire tranquillamente senza essere visti. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Montebelluna, che hanno raggiunto il posto. Nell'abitazione presa di mira dai ladri c'era il proprietario. Gli ho detto: mi raccomando, non si muova assolutamente, è più importante la propria vita. Ed è proprio pochi istanti dopo che Marco De Santis è stato colpito da un terzo componente della banda. Portato in ospedale, è stato medicato e dimesso ed è già tornato al lavoro. Anzi, stanotte sono andato proprio là di nuovo, come sono cominciato di torno al lavoro, sono andato là di nuovo per vedere se possibilmente sti balordi vengono presi una volta per tutte. Le indagini ora dei carabinieri per dare un volto ai ladri, al vaglio le immagini delle telecamere della zona, un lavoro questo che ogni giorno diventa sempre più complicato. Ci sono diverse squadre che vengono anche da fuori, quindi per noi diventa problematico fronteggiare tutto. Ecco, sapere che poi un suo uomo è stato ferito, che cosa ha pensato subito? Subito ho pensato all'uomo, in quanto una volta che mi hanno rassicurato che era stato lievemente ferito, ci hanno un po' rassicurati e abbiamo prontamente mandato un nostro collega al pronto soccorso per verificare che era esattamente così, e poi abbiamo proceduto con il continuare il servizio. Bande diverse, pericolose, impavide e pronte a tutto. Detenuto accompagnato all'ospedale di Venezia, spintona le guardie e riesce a scappare, ma viene ripreso poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria. Ha provato a fuggire dal pronto soccorso dell'ospedale di Venezia, ma un detenuto recluso nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore è stato preso vicino alla stazione ferroviaria di Santa Lucia dagli agenti della polizia penitenziaria.
L'ha reso noto il segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria per il Triveneto, Giovanni Vona. Il detenuto, considerato di difficile gestione, già destinatario di un provvedimento di trasferimento in altra sede, durante la permanenza al pronto soccorso ha spintonato uno dei 2 agenti di scorta facendolo cadere a terra, per poi fuggire approfittando del fatto che l'altro agente era impegnato a parlare col medico. Appena scattato l'allarme, ha evidenziato Vona, il reparto di Santa Maria Maggiore ha reagito con straordinaria prontezza. Colleghi disponibili e anche liberi dal servizio si sono immediatamente attivati nelle ricerche, riuscendo a individuare e bloccare il fuggitivo in pochissimo tempo nei pressi della stazione. Vona spiega che in ospedale, per la cronica carenza di personale, il detenuto era piantonato solo da 2 agenti, una situazione che espone quotidianamente il personale a rischi gravissimi. Gli occhi di tutto il mondo sono rivolti alle sedi di gara dell'ormai prossima Olimpiade. Intanto le fiamme gialle hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto all'evasione dell'IMU, risultante nell'identificazione di 30 persone fisiche falsamente residenti nella conca ampezzana. I soggetti, pur non risiedendo stabilmente a Cortina, avevano indebitamente usufruito dell'esenzione fiscale prevista per l'abitazione principale. I finanzieri hanno quindi proceduto a segnalare agli uffici comunali i nominativi degli evasori per il recupero del credito spettante, quantificato in 550.000 euro, importo che una volta recuperato rappresenterà un'importante risorsa a disposizione dell'amministrazione del comune ampezzano. E oggi, alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale dei Giochi invernali, il Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto visita agli atleti al villaggio olimpico di Milano. Intanto questa sera, alla cena con i capi di Stato e di Governo di mezzo mondo, in rappresentanza del Veneto ci sarà Luca Zaia, il presidente Stefani. Olimpiadi evento straordinario, ma un presidente di regione ha anche altre incombenze. La neve abbondante ha imbiancato il paesaggio, regalando ai giochi quel panorama candido che tutti speravano, e stamane la vittoria della coppia azzurra del curling con la cortinese Stefania Constantini ed Amos Mosaner apre un sorriso sulla vigilia dell'apertura ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina, con la cerimonia domani alle 20 allo Stadio San Siro e gli eventi concomitanti previsti a Cortina con la parata delle nazioni e l'accensione del braciere. L'attesa è tanta, il clima è euforico, grande emozione per gli atleti, con la visita al villaggio olimpico di Milano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha scherzato indossando la giacca olimpica. Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi. Per il vero, anche da giovane non sarei mai stato selezionato, vi assicuro. Però grazie di questo dono lo conserverò non soltanto con affetto, ma lo indosserò se riesco a farlo, ed non è soltanto significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi giochi, e questo conferisce un grande valore per me. Grazie. Intanto stasera alla cena ufficiale a Milano con il Presidente della Repubblica, il vicepresidente americano Vance e capi di Stato e di Governo di mezzo mondo, ci sarà in rappresentanza del Veneto Luca Zaia e non il Presidente della Regione Alberto Stefani, che ha voluto precisare. E sono sicuramente qualcosa di straordinario per questo territorio. Al tempo stesso, l'ho detto, ma non credo sia qualcosa di, come posso dire, di nuovo, il fatto che un presidente di regione ha anche altre incombenze, quindi è giusto che si occupi di sanità, di sociale, di lavoro, di impresa, e lo faccia anche durante le Olimpiadi, e credo sia assolutamente doveroso e faccia parte del mio compito istituzionale, quindi mi fa specie che sia un po' una notizia, però credo sia assolutamente qualcosa di normale. Università, inclusione e futuro. Ca' Foscari riapre l'anno accademico con la protesta studentesca fuori dal Teatro Goldoni di Venezia. Le prese in giro vengono fatte agli studenti che andrebbero tutelati di più, a quelli che sono in una posizione più fragile. La protesta degli studenti del sindacato UDU di Ca' Foscari fuori dal Teatro Goldoni a Venezia, mentre dentro è in corso l'inaugurazione del 158° anno accademico.
Le oltre 1900 borse di studio, ancora non finanziate negli ultimi 3 anni, agli studenti meritevoli e aventi diritto, la ragione del presidio pacifico studentesco. Siamo qui appunto per chiedere alla Regione di coprire totalmente le borse di studio a Venezia e in Veneto e ovviamente all'università anche quest'anno di farsi carico di questo peso. E come facciamo a vivere e a continuare a vivere in Veneto se non possiamo in questo momento pagarci gli studi? Il futuro si prepara con merito, inclusione e responsabilità, echeggia dal palco il presidente del Veneto, Alberto Stefani, annunciando la volontà di liquidare le citate borse di studio rimaste finora vacanti dei promessi fondi. Abbiamo messo a disposizione più di 10 milioni di euro che ovviamente nel corso del tempo sono stati in parte utilizzati, in parte saranno utilizzati prossimamente e ovviamente sono destinati agli idonei che non hanno ancora beneficiato della borsa di studio. Ovviamente questo è un lavoro che stiamo svolgendo insieme all'assessorato competente, quindi l'assessore Valeria Mantovana. Nell'ultimo anno di mandato la rettrice Tiziana Lippiello indica anche la missione dell'Ateneo: formare laureati e laureate capaci di leggere e anticipare il cambiamento, migliorando la vita di studio e di lavoro e rafforzando la collaborazione con imprese e istituzioni. La prossima sfida è lavorare di più con il tessuto imprenditoriale locale e creare un dialogo più costante. In uno scenario segnato da instabilità, l'università, sottolinea la rettrice, deve restare presidio di democrazia guidata da coesione, condivisione e coerenza. E voglio ringraziare tantissimo l'Ente per il diritto allo studio, perché in questi anni abbiamo lavorato fianco a fianco, in perfetta sintonia, e per le residenze studentesche, che è stata una componente importantissima del mio mandato. Beatrice Venezi a Trieste ha presentato ieri il suo ultimo libro, Le sorelle di Mozart. Parlando con la stampa, Venezi ha accennato senza sbottonarsi eccessivamente anche alla vicenda che da qualche mese la contrappone all'orchestra del Teatro La Fenice. Qui si lavora in armonia con l'orchestra, ha detto la direttrice. E torniamo a parlare di Olimpiadi, artigianato. Alle Olimpiadi presentato oggi il docufilm Il suono degli artigiani. L'impatto delle Olimpiadi sul mondo dell'economia e del lavoro è molto importante. 14.000 sono i posti di lavoro generati e circa 20.000 le imprese coinvolte in questo grande evento. Secondo l'elaborazione dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto sui dati dell'Università Ca' Foscari, le Olimpiadi genereranno per il Veneto oltre 1 miliardo di euro di investimenti, 1 miliardo 461 della produzione, 839 milioni di euro di PIL e nuovi posti di lavoro. In Veneto infatti operano 581 imprese artigiane della filiera dello sport system con 1428 addetti e una dimensione media di 2,5 addetti per impresa. Una filiera che spazia dalla produzione di biciclette, abbigliamento sportivo, nautica fino ai servizi, alla riparazione e alle attività sportive. Il Veneto è artigiano. Il Veneto è l'artigiano e credo anche che le Dolomiti e in particolar modo Cortina d'Ampezzo 70 anni dopo rappresentano proprio questa artigianalità, perché non si parla di una metropoli, si parla di una perla, si parla di una piccola area che però sa attrarre e sa ricevere un'importante iniziativa come le Olimpiadi 70 anni dopo e quindi essere, diciamo, al centro del mondo un'ulteriore volta. In questo scenario si inserisce Il suono degli artigiani, il progetto culturale che Confartigianato Imprese Veneto porta a Cortina durante le Olimpiadi invernali, il 15 febbraio e il 7 marzo a Casa Veneto. Un viaggio immaginario attraverso dei video particolari, perché sono video dove c'è solo il suono delle botteghe, del lavoro delle mani, delle macchine. Il percorso di Confartigianato prosegue anche durante le Paralimpiadi invernali, in programma il 13 marzo a Verona. Avremo Andrea Lanfri, che è un paralimpico, un ex atleta olimpico, in cui è andato sotto i 12 secondi nei 100 metri piani e non ha entrambe le gambe, gli mancano 7 dita delle mani, ma insieme al suo mental coach Luca Montanari sono andati sull'Everest. Avremo anche Anna Polinari, una normodotata e correva i 400 metri, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e
di Parigi. È tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo. Arrivederci.